Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, anzi ben arrivati al nuovo ciclo di trasmissioni. Vedete il logo alle mie spalle, noi ogni martedì per parecchie settimane, poi anche durante il periodo estivo avremo anche le repliche, poi le trovate naturalmente anche sul web, dedicheremo una parte proprio apposta per parlare con Federconsumatori, quindi tutela dei cittadini, degli utenti, delle persone anche più fragili, più deboli o di chi si sente forte però a volte può incappare in situazioni molto gravi e incresciose, insomma i tantissimi servizi che un'associazione di consumatori riconosciuta dalla Regione del Veneto può dare a tutti quanti, presente nel territorio nazionale ma anche e soprattutto nel territorio regionale del Veneto, con tantissimi sportelli, uffici e con persone esperte e preparate che possono dare un supporto, una consulenza, un aiuto, possibilmente prima di compiere certe azioni, sarebbe l'ideale. Se poi le cose si verificano e non vanno bene, anche dopo, meglio sempre rivolgersi a qualcuno e non fare da soli. Per parlare di questo, nei diversi appuntamenti, avremo il supporto degli esperti di Federconsumatori, quindi ben arrivata, anzi ben ritornata, perché è stata ospite anche con noi in prima serata la Presidente Federconsumatori Regione del Veneto, APS, Giovanna Capuzzo. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Grazie dottoressa, e ben arrivato anche il Presidente di Federconsumatori Vicenza, Agostino Di Maria, grazie anche a lei. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, un bel progetto che durerà un bel po' di tempo perché effettivamente le questioni sono tante e i bisogni dei cittadini, di tutti quanti noi, sono spesso frequenti ma inascoltati, no? Succede anche questo. Innanzitutto, Federconsumatori, com'è strutturata, come operate insomma? Sì, allora Federconsumatori è un'associazione che tutela e difende i diritti dei cittadini consumatori utenti ed è presente su tutto il territorio veneto con una serie di sportelli presenti a livello capillare. Attualmente abbiamo indicativamente una settantina di sportelli attivi che sono presenti ovviamente in tutte le province del Veneto e ovviamente per ragioni di natura prettamente sanitaria attualmente ricevono esclusivamente su appuntamento. Le pratiche di cui ci gestiamo ovviamente riguardano la vita a 360 gradi del cittadino, quindi tutte le problematiche, tutte le indecisioni, i dubbi che possono colpirlo proprio nella gestione della quotidianità. Parliamo quindi di problematiche in questo periodo per lo più relative alle conseguenze drammatiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, motivo per il quale appunto stiamo realizzando questo progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e approvato dalla Regione del Veneto, attraverso il quale stiamo cercando di dare un sostegno, un aiuto, un sostegno diciamo non prettamente economico ma che possa avere comunque conseguenze positive anche sulla sfera economica al cittadino utente che possa avere appunto subito delle conseguenze negative proprio a seguito della pandemia. Quindi è un aiuto in più che viene dato alle persone che si sono trovate a volte sole, abbandonate a se stesse, isolate, senza possibilità di capire anche a chi rivolgersi, perché poi nel momento del disagio è successo questo. Quali sono le tematiche principali di questo progetto? Sì, allora noi abbiamo voluto essere anche diciamo, un punto di ascolto e di supporto, non solo di informazione e di assistenza diretta. Non parliamo chiaramente di supporto psicologico perché non è nelle nostre corde, non è nelle nostre competenze. Anche se un po' psicologi lo siete diventati. Anche se devo dire di sì, e devo dire che tanto più in questo periodo sentire la vicinanza, una voce amica o comunque qualcuno che possa fornirti un supporto e darti una mano a gestire o anche solo a comprendere determinate problematiche è sicuramente stato d'aiuto in questo particolare frangente e momento storico particolare. Diciamo che quello che noi abbiamo cercato appunto di dare è appunto un punto di informazione per far capire proprio alle persone che magari pensavano di aver subito un torto o di avere una conseguenza negativa, ripeto, dalla situazione pandemica, capire come potersi districare anche e soprattutto in maniera autonoma o poter dare effettivamente un'assistenza diretta per risolvere la problematica. Diciamo che la nostra attività si è svolta a 360 gradi, come dicevo nell'introduzione, relativamente a gestione e lettura delle bollette per aiutare per esempio le persone a far fronte al pagamento, ai noi, delle bollette che comunque sono continuate a pervenire agli utenti per l'utilizzo ovviamente che si faceva dei servizi, molto probabilmente aumentato in questo periodo soprattutto a seguito dei lockdown dove le persone erano chiaramente più a casa e quindi anche i consumi
delle famiglie medie ovviamente sono aumentati, abbiamo dato una mano a più famiglie, a più soggetti, per esempio a chiedere delle rateizzazioni un po' più ampie rispetto a quelle consuetudinalmente concesse, quindi per far fronte appunto dal punto di vista economico al pagamento di queste stesse utenze. E per lo più abbiamo focalizzato i nostri sportelli per poter essere un punto di riferimento e di sostegno anche per quanto riguarda il tema ormai che è diciamo dell'immaginario collettivo del cosiddetto digital divide, ovvero quella differenza, quelle difficoltà che ci sono del cittadino nel rapporto con ovviamente la tecnologia e tutto quello che adesso con l'avanzamento tecnologico comporta. Abbiamo visto che anche la fruizione dei più semplici servizi adesso con diciamo questa mancanza di rapporto fisico tra l'utente e la sua diciamo controparte piuttosto che società o d'altro è stata adesso veicolata in un modo più, diciamo, virtuale e digitalizzato. Però non tutti sono così contenti. Non tutti sono contenti. Anzi. E non tutti hanno gli strumenti e le conoscenze per poter adeguatamente utilizzare questi servizi. Quindi non parliamo solamente di una mancanza di conoscenza di come funziona un sistema, ma proprio l'impossibilità magari stessa di non avere il mezzo utile per poter utilizzare questo servizio, magari un computer, una connessione internet adeguata o quant'altro, motivo per il quale i nostri sportelli sono a disposizione gratuitamente per accogliere le persone e dargli proprio una postazione internet dedicata per poter effettuare qualsiasi forma di ricerca, utilizzo di un servizio o d'altro. Quindi vuol dire che le persone possono, se non hanno, non so, anche una persona anziana che non ha internet, non ha la postazione, però necessita fare certe operazioni, può venire anche da voi? Assolutamente sì, ci sono i nostri sportellisti, i nostri incaricati che sono stati adeguatamente formati proprio per fornire un supporto ed un aiuto alle persone, non solo quindi avere a disposizione fisicamente una postazione, ma qualcuno che conosca come utilizzare in maniera consapevole l'internet o comunque navigare in maniera ovviamente sicura e nel rispetto totale della privacy per poter anche accedere ai servizi di cui il singolo ha la necessità. Beh, questa è una bella anche iniziativa, insomma, questa è proprio di utilità importantissima. Sportelli presenti un po' ovunque sul territorio, qual è la logica della vostra presenza? Chi normalmente accede, chi voi vorreste anche che si facesse coraggio e venisse da voi? Beh, diciamo che noi abbiamo cercato di localizzare i nostri sportelli in maniera un po' strategica, cercando comunque di coprire tutte le zone. Partiamo dal territorio del Bellunese, dove siamo presenti anche a Pieve di Cadore, per esempio, quindi non solo a Belluno, siamo presenti a Feltre, a Puos dal Pago, oppure nelle città principali, Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, Verona, quindi non solo i capoluoghi di provincia, ma anche delle città un po' più piccole e dei comuni un po' più piccoli del territorio, in modo tale da essere quanto più vicini possibile al cittadino e che non possa quindi e che non debba quindi spostarsi eccessivamente per trovare un punto di aiuto, di ascolto e di supporto. È importante recarsi presso lo sportello, oppure per uno che magari importante sarebbe farsi la tessera, perché poi l'altra cosa che va bene, che è bene sempre comprendere, l'abbiamo detto più volte con le associazioni no profit, è avere forza di trattativa anche istituzionale, anche politica. Poi parleremo del discorso delle banche, che non è in poco conto, con tanti iscritti. Quindi più persone si fanno una tessera, possono fruire della vostra consulenza, del vostro supporto, più naturalmente siete forti voi. Una volta fatta la tessera, la consulenza può essere fatta anche telefonicamente? Sì, assolutamente. Noi forniamo assistenza ed informazione gratuita a tutti i nostri iscritti. E chiaramente noi diamo delle informazioni anche a chi non è iscritto, ma giustamente, come ha detto lei, l'iscrizione all'associazione rafforza la nostra attività, ci dà ovviamente più rappresentanza e più rappresentatività e quindi anche più potere di contrattazione con le istituzioni e con le società, e ci consente anche di mantenere aperta tutta questa serie di sportelli che vengono fortunatamente tenuti attivi grazie al lavoro pregiatissimo dei nostri centinaia di volontari che operano attraverso il loro tempo libero per l'associazione. Esiste il 5 per 1000?
Sì, un'altra forma di sostegno per l'associazione è la devoluzione del 5 per 1000 in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso la quale, scegliendo appunto Federconsumatori con il codice fiscale indicato, che poi magari successivamente vedremo, è possibile appunto devolvere il 5 per 1000 a favore dell'associazione. Anche questo è un ulteriore, diciamo, aiuto che il cittadino può dare all'associazione, anche non iscrivendosi e non quindi aderendo alla nostra associazione. Quindi comunque basta ricordarsi per portarsi via il codice fiscale, perché altrimenti è un problema, perché lo si può cercare in internet magari, no? Sì, assolutamente sì, solo che ultimamente per Federconsumatori, ma così anche per tutti gli altri soggetti per i quali è possibile devolvere il 5 per 1000, è indicato recarsi attraverso, insomma, presso il commercialista piuttosto che a un centro fiscale con il codice fiscale già ben identificato da fornire all'operatore. Infatti, quindi è bene precisarle queste cose qui. Allora, ci sono differenze, mi rivolgo adesso a lei Presidente, di problematiche tra territorio e territorio? Perché ovviamente dipende anche da che cosa succede in un certo ambito, quanto sono coinvolti i cittadini in certe questioni anziché in altre, e quindi naturalmente viene da sé una maggiore specializzazione, no, di certe aree. Beh sì, abbiamo avuto, diciamo, principalmente Vicenza adesso si è occupata della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, perché come sappiamo tutti, tutti i cittadini che erano correntisti di quella banca hanno ricevuto, diciamo, un danno. Quindi siete diventati di necessità iper esperti, raccogliendo quindi le istanze di queste persone. Esatto, quindi abbiamo fatto migliaia di pratiche e quindi stanno ancora aspettando, diciamo, il dovuto, in quanto lo Stato aveva previsto di dare un indennizzo pari al 30% delle azioni che avevano acquistato. Quindi molti sono ancora in attesa che arrivi, diciamo, questo indennizzo, alcuni hanno già ricevuto l'indennizzo. Quindi allo stato attuale non è ancora conclusa la situazione, purtroppo? No, ancora non è conclusa, infatti tanti ci telefonano per avere informazioni circa la loro pratica. Cogliamo anche questa opportunità per dirlo. Sì, certo, ne approfittiamo, insomma, perché la procedura si è chiusa a giugno. Diciamo che ci sono stati molti cittadini che sono rimasti fuori da questa procedura, si suppone che siano circa 100.000 quelli che sono rimasti fuori. Per chi non l'ha seguita, come mai? E perché, allora, a parte il fatto diciamo della pandemia che ha come dire, chiuso tutte le case, per cui la gente non poteva uscire o aveva paura. Molte persone sono anziane, voglio dire, alcune addirittura non ci sono più, insomma, purtroppo, perché la pandemia li ha colpiti in modo grave, voglio dire, ci sono gli eredi. E quindi non sono riusciti, diciamo, a fare la domanda. La domanda era abbastanza complessa, complicata. Ecco, quella è la questione, no? Non era una cosa facile, assolutamente. C'è ancora tempo? E adesso non possono più fare domanda e chiaramente coloro i quali invece hanno fatto la domanda sono ancora in attesa, diciamo, di ricevere l'indennizzo. Allora, questo è il piccolo aggiornamento, ma è doveroso farlo. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo di nuovo con voi, con Federconsumatori.